Benvenuti allora a questa nuova puntata di Radio Veneto Agricoltura. Quest'oggi vi parliamo di cose antiche e innovative al tempo stesso. Con noi c'è Dino Spolaror, il dottor Dino Spolaror, che è responsabile per Veneto Agricoltura, della sede di Thiene, ovvero dell'Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari di Thiene di Veneto Agricoltura, ma vi spiegheremo tutto molto bene perché facciamo un viaggio che ha più di 100 anni, pensate un po', e facciamo un viaggio soprattutto nel latte, che è una cosa importante in particolare per l'agricoltura veneta, ma per tutta l'agricoltura nazionale. Allora, Dino, Thiene parte appunto dall'esigenza di conoscere sempre meglio il latte, vero? Certo, la sua origine, l'istituto è nato molto tempo fa, addirittura nel 1926, perché era riferimento per il settore lattiero-caseario allora, dove venivano preparati i casari. Avevamo una scuola di caseificio, allora era una scuola molto conosciuta in Italia. Poi nel tempo le cose si sono evolute e da lì pian pianino si è abbandonato questo tipo di scuola che era meno richiesta e si sono creati dei laboratori d'analisi, ma si è partiti subito dal laboratorio di analisi del latte perché la nostra tradizione voleva questo. Perché c'era bisogno di analizzare il latte? Certo, questa è proprio una domanda interessante, perché proprio negli anni '80, quando io sono entrato in quel laboratorio, è stato istituito dalla regione il pagamento del latte secondo la qualità. Quindi il latte non era pagato più in base al suo peso, al suo volume, ma si teneva conto anche della sua qualità, se era un latte pulito, se aveva molte proteine, perché se c'erano molte proteine si faceva tanto formaggio, se c'era grasso, perché col grasso si faceva il burro, e quindi chi produceva meglio prendeva più soldi, e quindi questo ha fatto sì che il latte negli anni è migliorato. Una volta veniva munto un latte che aveva caratteristiche igieniche non proprio accettabili, ora il latte, grazie al pagamento del latte secondo la sua qualità, ha raggiunto livelli molto elevati. Allora, Dino Spolaror ci ha detto alcune cose interessanti, ci ha detto che, la conoscenza del latte in questi anni è molto cambiata, è molto migliorata, ne sappiamo sempre di più, ma ci ha anche detto che la zootecnia è molto cambiata, è molto migliorata, ma ci ha detto anche che la zootecnia ha virato su un settore che è sempre stato importante, ma oggi ancora di più, perché almeno qui nel Veneto gran parte del latte che viene prodotto per l'attività lattiero-casearia, cioè diventa formaggio. Una volta forse non era così. Allora, per cui abbiamo bisogno di conoscere sempre meglio questo prodotto, vero? Certo, sì. Quindi il latte prodotto nel Veneto, certo c'è una quota che va anche nel latte alimentare, ma una quota molto importante va alla produzione di formaggi a denominazione di origine protetta. Quindi pensiamo al nostro Asiago nelle sue due forme, Asiago pressato, Asiago d'allievo, al Monteveronese, al Montasio, ma la quota ancora più importante è il Grana Padano, che nel Veneto ha un'importanza notevole. Poi ci sono altri formaggi, c'è il Piave, un altro formaggio DOP del Veneto più recente, ma che anche la Casatella, il Provolone. La Casatella, il Provolone, sì, c'è il rischio di dimenticarne qualcuno perché ne abbiamo veramente tanti nel Veneto. Ecco, e quindi il nostro ruolo di istituto si è evoluto ulteriormente perché abbiamo dovuto cominciare a studiare il latte perché sia più adatto a produrre questi formaggi. Quindi abbiamo studiato la microbiologia, abbiamo cominciato a selezionare microorganismi utili alla trasformazione del latte in formaggio, ed ecco che qui si sono sviluppati laboratori di biotecnologie che sono andati all'isolamento di microorganismi più buoni, quelli presenti in natura, non microorganismi modificati geneticamente, perché questa è una scelta che noi non abbiamo voluto. Abbiamo voluto microorganismi presenti in natura, come si selezionano gli atleti per fare una squadra da mandare alle Olimpiadi. Noi prendiamo i migliori e quelli decidiamo, questi sono adatti per aiutarci a fare un formaggio buono. Ecco, questo è molto interessante perché vuol dire che allora c'è anche una scelta tecnologica che oggi è legata alla qualità dei formaggi,
nel senso che appunto bisogna prendere questi microrganismi e metterli, diciamo così, nel menù, no, Certo. della realizzazione del formaggio, per poi raggiungere la qualità elevatissima. Sappiate che noi italiani siamo campioni sui formaggi, con i francesi ce la giochiamo sempre lì, però certo, siamo certo. i campioni mondiali del formaggio. Volevo anche dire un'altra cosa, arriviamo al 1997, quindi 20 anni fa, quando sostanzialmente nasce Veneto Agricoltura, Certo. e l'allora Istituto Lattiero Caseario di Thiene passa all'interno di questa grande struttura che aveva anche acquisito l'ente di sviluppo agricolo e l'azienda regionale delle foreste, un unico ente, Veneto Agricoltura, noi oggi, e quindi diventa istituto per la qualità e le tecnologie agroalimentari e fa un ulteriore salto qualitativo. Certo. Infatti la decisione è stata quella di allargare le nostre competenze. Competenze magari siamo esperti in microbiologia, siamo esperti di chimica, ma questa microbiologia e questa chimica si può adottare non più nel latte, solamente nel latte, ma si può applicarla in tutti gli altri alimenti, per cui abbiamo cominciato ad interessarci anche di salumi, anche delle fermentazioni del pane, perché anche il pane è il risultato di una fermentazione, anche se magari a molti può sfuggire questo Quindi aspetto. ci sono i fermenti. Sì, adesso si parla tanto di lieviti madre, pasta madre, cos'è questa cosa? Sono dei microrganismi che fermentano le farine e utilizzati nella maniera giusta contribuiscono a migliorare anche il pane. Anche i salumi, per esempio, molti non sanno che sono il frutto di una fermentazione. Noi selezioniamo anche i fermenti utili per trasformare la carne in salame. Questi sono aspetti molto importanti che hanno aiutato a migliorare la qualità di questi prodotti. Ecco, poi dopo, forse, come posso dire, il prodotto più conosciuto per la fermentazione certamente è il lattiero caseario, ma anche il vino. Anche il vino, certo, sicuramente. Infatti noi abbiamo iniziato parecchi anni fa anche a selezionare lieviti per la produzione di vini. Abbiamo dei ceppi selezionati ad esempio per Valpolicella, uno dei nostri ceppi che è molto utilizzato, non solo nel Veneto, perché poi i ceppi vengono utilizzati anche per applicare in altri fermenti, ma abbiamo selezionato quindi per il Valpolicella un ceppo di lievito molto importante, per il vino soave. Abbiamo fatto delle selezioni anche per il Prosecco, questo vino che ha una importanza che sta aumentando ogni giorno di più, proprio ultimamente. Poi abbiamo fatto delle selezioni per un altro tipo di fermentazione del vino, che è la fermentazione malolattica, una fermentazione che è condotta da batteri lattici. I batteri lattici, devo dire, sono sempre presenti in tutte le fermentazioni, perfino nel vino, perché i batteri lattici nel vino contribuiscono a far diminuire la forte acidità che può avere un vino e lo ammorbidisce, lo rende più gradevole al palato in certi casi, per certi vini. Vedete quante cose interessanti e importanti. Noi siamo partiti dal grande, quindi diciamo in questo caso dalla vacca, sì, no, e dal latte, per arrivare al piccolo, ovvero al fermento che certo, c'è all'interno degli alimenti, e che sono così importanti, e che l'uomo nei secoli ha saputo conoscere e ha saputo governare, perché questo è importante, sapere governare. E queste non sono attività, come posso dire, da mago, ecco, sono attività che grazie a Dio si fanno. Quali sono le altre cose che fate come Istituto per la Qualità di Thiene, di Veneto Agricoltura? Oltre naturalmente alle analisi microbiologiche, chimiche, selezioni di microrganismi, che poi portiamo, non finisce lì la selezione di microrganismi, perché noi arriviamo anche a produrli, perché abbiamo un centro di produzione di fermenti, magari di questo potremmo parlare in un'altra occasione, perché merita maggiore spazio di una breve intervista. Però un altro aspetto importante è anche il laboratorio sensoriale.
Perché grazie al laboratorio sensoriale, se noi sperimentiamo nuovi fermenti o sperimentiamo anche nuove tecnologie per la produzione di un nuovo formaggio, un miglioramento del formaggio, ecco che ci appoggiamo al nostro laboratorio di analisi sensoriale. Cioè noi abbiamo un panel di esperti preparati in particolare sul formaggio, ma anche sui salumi, eccetera, che sono in grado di dirci, del loro confronto, confrontando prodotti che provengono da tecnologie diverse, ci possono dire, beh, questo è migliore dell'altro. Allora, come è stato fatto questo? E allora, grazie a queste informazioni, noi poi scegliamo le tecnologie che possiamo consigliare ai produttori di formaggio, per esempio. Allora, vedete quante cose, anche questa novità che è sempre più presente in tutto il mondo, quindi quella della creazione di panel, no? Sì. Per la verifica e la conoscenza dei prodotti, è un'attività assolutamente innovativa e quindi ci sta con l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario. Ma detto questo, ci sarebbero tante altre cose da segnalare, lo faremo nelle prossime puntate. Per esempio, lui ha già indicato un'attività che è legata all'Istituto di Thiene, cioè quella della realtà di Bioagro, che è appunto una realtà che produce fermenti, ma non possiamo dimenticare che sempre legata all'Istituto per la Qualità di Thiene di Veneto Agricoltura c'è un'area che sta crescendo in maniera esponenziale, potremmo dire, che è quella della certificazione. Ecco, quindi il CSQA di Thiene convive proprio con l'Istituto per la Qualità, e anche lì è uno dei più importanti enti certificatori nel settore primario, e tutto viene gemmato da questi quasi 100 anni che l'Istituto di Thiene ha. Allora ringraziamo Dino Spolaor, come posso dire, vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana, affronteremo ancora dei temi molto importanti. Grazie Dino Spolaor, e da tutti buona giornata da Mimmo Vita, ciao.